Siamo in territorio di Oschiri. Sotto questo albero emerge tutto il paesaggio dell'area rupestre di Santo Stefano, che adesso verrà presentato da Franco Carta. Chiesa campestre di Santo Stefano di Oschiri, un sito percorso nel corso dei secoli e dei millenni dalla presenza umana di tipo religioso, che viene denunciato da questa parete istoriata e scavata di varia natura. Osserviamo in questo momento la chiesa, vediamo una chiesa che è stata rimaneggiata in epoche successive. Una prima chiesa se ne può dedurre che fosse di dimensioni meno elevate e unicamente mononavata. Osserviamo attentamente da vicino la struttura, il tessuto della muratura originaria, che è formata da un insieme di pietre naturali raccolte nel terreno e messe insieme da questa argilla naturale con tutti i suoi elementi non assolutamente ripulita da tutti i suoi componenti. Osserviamo in un secondo momento come è stato fatto. È stato applicato sopra la parete in muratura antica una parete in laterizio moderno. Possiamo probabilmente ipotizzare che questo si tratta di un intervento dell'inizio del secolo, dell'Ottocento, ottocentesco o del Novecento, anche perché così ha potuto anche un po' salvaguardare questa muratura in argilla e complessivamente poteva anche reggere di più il fatto che sia stata un po' sopraelevata. Qui abbiamo un elemento di spicco originario con una tracchite, dove siamo qua in presenza di granito, quindi questo è un masso di tracchite che ha fatto probabilmente, quasi certamente, da architrave alla porta originaria, con una iscrizione che in questo momento naturalmente ci sfugge il significato, sovrastato da una mensola con un volto umano. Poteva reggere qualsiasi cosa al di sopra della testa, è solo un'ipotesi che si può fare, ma questo è sicuramente l'elemento più antico di tutta la chiesa. Possiamo provare a vederla ad una certa distanza e possiamo avvicinarci verso la facciata della chiesa, così diciamo due parole sulla struttura della facciata. Qua vediamo la facciata della chiesa. Osserviamo la facciata della chiesa, guardiamo la porta d'ingresso modernissima dei nostri giorni, al di sopra dell'architrave anche qui una testina scolpita su una pietra trachitica. La facciata nel suo complesso è semplice ed equilibrata. Abbiamo sulla verticale dell'ingresso un campanile a vela realizzato in ferro battuto, con una piccola campanella per richiamare l'attenzione. Abbiamo al di sopra della porta dell'ingresso, che illumina la navata, questa bifora, per così dire, una finestra a due occhi con centina su tutti e due i lati. Sulla sinistra vediamo l'aggiunta, così possiamo dedurre che possa essere successiva, di navata laterale sinistra che è stata accostata alla facciata, alla navata centrale, che è una navata che termina con un'abside che possiamo andare a vedere dalla parte opposta della chiesa.